per prima il Veneto Francesco Vianello, grazie. Vianello, restiamo pure su questo scontro tra Lega e Forza Italia nello specifico, però poi ci sono anche i malumori all'interno della Lega, ci sono problemi con la Forza Italia che sta cercando di drenare tutti i leghisti che può, no? Alcuni leghisti sono già passati dall'altra parte. Diceva Vianello? Prego. Mi sembra esagerato, perché vedete, queste cose erano già state teorizzate nel 1911, la legge ferrea delle oligarchie del politologo tedesco Robert Michels. Una volta giunti al potere, i partiti si dividono in due gruppi. C'è una ristrettissima oligarchia di dirigenti che si allontana sempre di più dal controllo dei militanti di base. E cosa fanno? Deviano dal percorso principale dell'ideologia del loro partito, scendono a compromessi, fanno alleanze, il tutto per garantire la più lunga vita possibile alla loro classe dirigente. Siamo in Italia, è proprio il paese dei burocrati, dei partitocrati, di gente che ha vissuto 50 anni di politica e non ha mai lavorato. Ma per cortesia, l'alternanza dopo i 2 mandati ci dovrebbe essere in qualsiasi carica pubblica, per piacere. Abbiamo visto, Andreotti, gente che stava in Parlamento finché non era più in grado di intendere e di volere. La gente è stufa di queste cose. Il centrodestra si è perso Padova, Verona, Vicenza, si perderà anche la regione. La partitocrazia romana, poi Fratelli d'Italia sono romani, sono tutti romani, per cui è anche comprensibile questo, ma la partitocrazia romana ha contagiato anche il Veneto e soprattutto ha contagiato anche la Lega, per cui io dico bene che si facciano 2 mandati e poi a casa, altrimenti viene fuori un'oligarchia, una dinastia eterna come in Corea del Nord. Riprendiamo da Francesco Vianello. Però vedi, quello che a me interessava puntualizzare un attimino è che prima, molto gradevolmente, qui con gli ospiti presenti e anche con quelli a casa, si parlava di democrazia, di votare di più, di dare voce agli elettori, di dare possibilità di scelta. Ma lo capite che prima di tutto deve venire l'autonomia? Prima di tutto deve venire il Veneto? Prima il Veneto, noi dobbiamo prima risolvere la questione autonomia e federalismo, poi verrà la politica. Vedete, io personalmente la questione dell'autonomia non la considero neanche una questione politica di opinione ideologica, la considero una questione esistenziale. L'Italia è un paese che sta affondando, purtroppo gli vogliamo tanto bene, ma è fallimentare sotto tanti punti di vista, la cosa è palese sotto gli occhi di tutti. Pertanto l'unico modo per salvarsi che hanno tutte le regioni, non solo il Veneto in particolare, ma tutte le regioni, rilanciando le autonomie e gli autogoverni locali, scegliendo in modo sempre più diretto e democratico i loro rappresentanti, possibilmente quelli onesti, quelli capaci, che si sono dimostrati vicini e competenti, no, agli interessi del popolo. Ma lo capite, prima di tutto, di tutti questi discorsi, ho sentito parlare anche di collegi uninominali, di liste nominate, di partiti, di partitocrazia, è la riforma federale. Per questo io lancio un appello a tutti i veneti di ogni orientamento politico di fare cosa? Spingere il più forte possibile, ognuno all'interno dei propri partiti, perché si realizzi l'autonomia. Poi verranno le nostre opinioni, poi verranno le questioni pratiche sul MES, sui finanziamenti e tutte queste altre cose.